C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bene amiche e amici, siamo giunti all'ultimo appuntamento di queste 25 puntate di Centro Anch'io e vi vogliamo proporre il quartiere di La Marmora. È a sud della città e rappresenta il più vasto insediamento unitario della storia cittadina, dal quartiere Bettinzoli al Perlasca fino ad arrivare all'area del Beato Luigi Palazzolo e allo sviluppo di Brescia 2, salotto del settore terziario cittadino. La zona ha avuto un'ulteriore espansione verticale negli anni 80 e 90 con la realizzazione di un gruppo di edifici moderni, fra cui spicca il Crystal Palace. Su via La Marmora si affaccia il complesso industriale direzionale della A2A e sul lato opposto la centrale del latte. Nel quartiere ci sono 2 fermate del metrobus e diversi polmoni verdi, tra cui spicca il Parco Tarello e 2 opere di street art contemporanea. Il murales dell'artista internazionale Saddo sulla parete della scuola primaria Canossi e quello dell'artista bresciana Vera Bugatti sulla parete dell'Associazione degli Artigiani. Siamo tornati in piazza Santa Croce nel cuore di Firenze con questo modo di dire alla H, Samon Sellat, Miguel Sank. Antonio e Salvatore, voi siete di Firenze? No, di Napoli. Napoli, altri napoletani, me ne abbiamo trovati tantissimi di amici napoletani. Qui che fate? Qua una passeggiata, un giretto, no? Sì. Da molti giorni siete qui? Siamo da ieri, più o meno. Avete già visitato un po'? Un pochettino, giusto il centro. No, dico, al di là delle bellezze architettoniche, artistiche, ragazzi, musei, le chiese, i palazzi, ma Purtroppo non c'è molta affluenza per... Non è vero, sto scherzando. Ieri sera ci siamo divertiti un po'. Un poco pecchime. Ho fatto un po' di baldoria, sai. Però vi siete ripigliati bene, direi. Sembrate anche sani, insomma. Oh, chi vuole provare a leggere? Ce ne hai 2, uno io, uno lui. Vediamo, ok, intanto questo, vai. Questo, vai. Pure gli accenti. Sì. È normale. Vacca, Alla vaca, Semons e Lat Miguel Sang. Bravo, giusto, l'hai letto bene. Hai capito qualcosa? Dai, alla vacca. Alla vacca. Si munge il latte, mica il sangue. Applausi. Grandissimi. Ci vogliamo bene. Sì, ma bene quanto? Tanto. Siamo Auguri. vicini fratelli. Ok, no, pensavo che magari un giorno. Ci sta questa ipotesi da considerare. Un po', e qualcosa in napoletano, ragazzi? Certamente, ma se vuoi, in maniera molto casuale ho preparato una frasuccia, giusto se la vuoi ripetere? Io passo sul banco degli imputati, ci provo. A lavare capo ciucce, se perde l'acqua e o sapone. Ma Valeria Bianca è un numero 1. Caggetite, ragazze, bravo, bene. Sarà che io ho tanti amici napoletani. Ma che ho detto? Aspetta, fammele. No, qualcosa dico io. No. A lavare capa, a lavare la testa, la faccia, la testa. O ciucce. All'asino. Al ciuccio, ok? Se perde l'acqua, si perde l'acqua. Cioè, si disperde l'acqua e il sapone, esatto, è un sapone. Ma Valerie? Chi è? Valeria Isso. Valerie! Valerio, signori. Valerie! Che c'entrica là? O ciuccio? Che è Ciuccio? O ciuccio Valerie, ne so. No, lui è un uomo di cultura, quindi vabbè. Si perde acqua e sapone, spiega un pochettino il significato. Allora, praticamente alle persone che non capiscono, cioè puoi ripetere più di una volta una cosa, non la capiscono, sono tempo perso. Ma Valerie, chi è il numero 1? Beh, è una cosa che aggiungiamo. Ok. Andiamo bene, si vede. Bravo, voi ve lo portate appresso perché è l'uomo di cultura della compagnia. Esattamente. Bene, bravissimi, simpaticissimi. Basta che c'è sto sole, che ci rimaste mare, Simma Napoli paesà. Alla prossima e viva Firenze!